adesso parliamo di olio, è il nostro oro l'olio. Abbiamo buone notizie perché Confagricoltura Puglia nei giorni scorsi ha diffuso una nota in cui dice che l'olio di quest'anno è di buona qualità, insomma, nonostante i vari problemi climatici che abbiamo avuto legati al cambiamento climatico innegabile, c'è questa buona notizia, così come c'è anche la buona notizia di un leggero aumento della produzione. Ne parliamo con Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Puglia. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Dicevamo insomma che per quest'anno possiamo tirare un sospiro di sollievo, nonostante un'estate lunghissima, un maggio freddo, insomma cambiamenti climatici evidenti. Comunque, almeno per quanto riguarda l'olio, stiamo tranquilli. Sì, una buona produzione in termini di qualità, anche la quantità in alcune zone della Puglia si sta attestando con un leggero aumento rispetto alla produzione 2022, per cui abbiamo una buona campagna olivicola che è alle porte, per cui nonostante anche le difficoltà dal punto di vista meteorologico, anche le grandinate che ci sono state nei mesi scorsi, che hanno impattato in modo particolare nel Barese, nella BAT e in provincia di Foggia, e questo ovviamente hanno influito sulle quantità di prodotto che ci sono in quelle zone, ma complessivamente la Puglia, devo dire, sta tenendo bene, in modo particolare sulla qualità, perché non ci sono stati attacchi di mosca e quindi l'olio sarà un olio di grande qualità, perché le olive sono sane e poi anche la quantità, insomma, siamo abbastanza soddisfatti. Ovviamente noi abbiamo una produzione olivicola che è abbastanza azzerata qua, se non del tutto azzerata, insomma, nelle province di Lecce per quanto riguarda la xylella, no? Con la certo. della xylella ha distrutto ovviamente tutto l'oliveto leccese, buona parte di quello brindisino, e anche Taranto, insomma, ha diverse problematiche nella parte orientale, però ovviamente si sta iniziando a rigenerare anche un oliveto resistente alla xylella per le due varietà resistenti che sono la favolosa e la leccina, e ovviamente questo sta dando entusiasmo anche in quelle aree. Ovviamente nel momento in cui ci sarà una rigenerazione completa di quel territorio, devo dire tornerà il Salento produttore di olio come è stato nella storia. Ce lo auguriamo presto, ci auguriamo veramente presto. Le faccio due domande da consumatrice. Sì. Qual è il prezzo giusto di un buon olio? Quindi quanto dovremmo pagare l'olio perché sia anche garanzia che stiamo consumando e comprando un buon prodotto, e come riconosciamo un buon olio? Ma innanzitutto l'indice di prezzo è sicuramente un indice importante. Attualmente, come abbiamo evidenziato noi nelle ultime rappresentazioni e analisi che abbiamo tracciato rispetto alla borsa merci di Bari, che è un vero e proprio listino per quanto riguarda l'olio extravergine, quanto riguarda l'olio in generale, abbiamo visto che comunque, nonostante ci sia stato un leggero calo, insomma, si attesta intorno ai 9 euro, insomma una media di 9 euro al chilo, ma stiamo parlando di olio in cisterna, quindi in grandi quantità di olio extravergine d'oliva, per cui nel momento in cui il consumatore va nella grande distribuzione o comunque nei negozi ad acquistare un prodotto, non deve acquistare un prodotto per essere di qualità a costi inferiori ai 10 euro, perché altrimenti sarebbe veramente difficile immaginare come possano sussistere, insomma, delle rappresentazioni in termini di costi rispetto a quella che è stata una campagnata difficile per l'aumento dei costi di produzione, che comunque hanno impattato anche sul settore olivicolo e quindi sulle aziende agricole, che altrimenti non riuscirebbero a chiudere il bilancio, insomma. E per cui un olio di qualità non può essere pagato meno di 10 euro, insomma. Ok, per quanto riguarda le caratteristiche, come riconosciamo effettivamente, al di là ovviamente del prezzo che è già indicatore come diceva, un olio buono?
Sì, ovviamente abbiamo tante caratteristiche dell'olio in relazione appunto alla tipologia dell'olio, in relazione a diverse cultivar che vanno a comporre un monocultivar oppure un blend rispetto all'olio che noi preferiamo acquistare. Generalmente in Puglia noi abbiamo una varietà che è una varietà estremamente importante che è la coratina, che dà un carattere significativo importante all'olio, insomma quell'olio che pizzica e che piace molto e che diciamo caratterizza molto l'olio pugliese. Ovviamente ci sono varietà anche più dove questa tendenza a sollecitare delle parti insomma della nostra bocca, che ovviamente vanno a pizzicare in gola e che insomma vanno a caratterizzare queste tipologie di cultivar, sono più attenuate, e lì abbiamo per esempio l'oliarola e la leccina, che sono ovviamente varietà che sono più questa caratteristica è più attenuata. Però ovviamente nel momento in cui abbiamo un olio giovane, un olio fresco, ha delle caratteristiche, ovviamente deve pizzicare in gola, e quella è una delle caratteristiche principali che sta a significare un olio di qualità. E poi ovviamente anche il colore ha la sua parte, perché un olio giovane è meno maturo, quindi ha meno tendenze al giallo ed si avvicina più al verde, e questo ovviamente sta a significare un olio giovane, un olio ovviamente che ha 18 mesi davanti a lui, insomma.